Ed eccoci cari telespettatori arrivati nella nostra consueta rubrica dello Speech CGIL, ma questa volta siamo supportati dal CAF CGIL Nord-Est perché dobbiamo parlare di un tema molto importante. 1° gennaio 2024, assegno di inclusione. Cos'è, come funziona, chi deve essere richiesto e allora chi meglio di Graziano Basso, grazie di essere qui con noi, coordinatore fiscale CAF Nord-Est, può raccontarci i dettagli di questa novità normativa, giusto? Senz'altro, buongiorno innanzitutto. L'assegno di inclusione appunto è la novità che ci fa entrare nell'anno 2024, in quanto l'INPS ha messo a disposizione di questa misura di sostegno economico, di inclusione sociale e lavorativa, che decorre appunto dal 1° gennaio 2024. È un aiuto che si vuole dare alle persone meno abbienti e anche in condizioni di difficoltà, disoccupate o che abbiano delle disabilità, e per le quali appunto l'INPS mette a disposizione tramite una serie di certificazioni, domande da presentare, e per poter avere appunto un sostegno mensile erogato tramite una carta. Ma andiamo un po' più nel dettaglio. Innanzitutto, condizione necessaria e sufficiente per poter godere dell'assegno di inclusione è sicuramente avere un ISEE 2024 valido, nel senso che l'ISEE che abbiamo presentato nello scorso anno ormai è scaduto col 31/12/2023, è scaduto l'ISEE. Di conseguenza, per poter fruire di questa nuova misura e per poter anche continuare a fruire di tutte le agevolazioni che sono sulla base dell'ISEE, è necessario innanzitutto presentare la documentazione e elaborare una nuova ISEE che sarà valida fino al 31/12/2024. Sulla base del requisito ISEE, del risultato ISEE che viene poi elaborato dall'INPS, si potrà vedere se si ha il requisito principale per poter adire a questo tipo di aiuto. Infatti, per poter fare la richiesta dell'assegno di inclusione, l'assegno di inclusione può essere chiesto tranquillamente dal cittadino tramite il sito dell'INPS con lo SPID di livello 2, se ne è in possesso, oppure i CAF sono a disposizione appunto per poter fare la domanda, presentare la domanda. Come sempre siamo sul campo, in quanto, come appunto dicevo poc'anzi, c'è anche di mezzo l'ISEE, per cui ci sono una serie di dichiarazioni da raccogliere, di fare, che praticamente servono per portare a casa il risultato. Ma contestualmente alla presentazione dell'ISEE, alla presentazione della domanda, poi il cittadino è tenuto a sottoscrivere e iscriversi praticamente al sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa. Lo deve fare il cittadino questa iscrizione? Questa iscrizione la deve fare il cittadino o lo può fare anche attraverso i CAF? Questa iscrizione è nell'iter della domanda, è nella serie della modulistica, okay. Però è una cosa specifica che deve essere fatta e deve essere anche sottoscritto un patto di attivazione digitale. Queste cose non vengono fatte tutte, allora non tutto viene fatto dal CAF, viene fatto in parte dal CAF e in parte poi viene fatto in sede di convocazione presso il comune, gli servizi sociali del comune. Infatti intanto si istruisce la domanda, si fa l'ISEE, si istruisce la domanda, vengono verificati tutti i requisiti e tutte le dichiarazioni che vengono poi richieste in sede di istruttoria della domanda. Il comune poi convoca i cittadini interessati dal beneficio e successivamente fa un colloquio per vedere quelle che sono le loro esigenze, se queste persone devono essere instradate nel mondo del lavoro, se per caso non hanno conseguito un titolo di studio, non hanno l'istruzione obbligatoria, verranno instradate nei confronti di un sistema anche di istruzione, per cui nel patto che verranno a sottoscrivere ci sarà una parte relativa al conseguimento almeno di un titolo di studio. E poi chi non potrà invece andare nel mondo del lavoro, non servirà che studi, verrà fatto seguire per quanto riguarda i servizi sociali. Però andiamo con calma. Allora, andiamo alla seconda slide, che così partiamo con i requisiti essenziali. Sì, quindi andiamo indietro. Sì. Sì.
così riusciamo a dare un attimo di indicazioni. Questa l'abbiamo appena vista, quella che ho appena illustrato, per cui possiamo chiedere... Quella successiva, andiamo. Eccolo qua. L'ADI può essere riconosciuto appunto solo ai nuclei familiari con un ISEE superiore ai 9.360 euro. Non superiore. Non superiore. È un reddito molto basso, perché sì. in teoria dovrebbe andare a agevolare le persone che non hanno lavoro, che non hanno modo di avere un reddito di sostentamento tale per il proprio sostentamento nell'anno. E poi che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni. Ci deve essere almeno un componente del nucleo familiare che abbia una disabilità, oppure sia minorenne, o che abbia almeno 60 anni di età e con condizioni di svantaggio, e inserito oppure in programma di cura, di assistenza e servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. Cosa vuol dire situazione in condizioni di vantaggio, svantaggio? Le persone sono quelle persone a carico dei servizi per le persone con disabilità, sono tutte quelle persone che sono a carico dei servizi per le dipendenze. Ecco, chiedo una precisazione: la persona minorenne o con almeno 60 anni di età deve essere in condizioni di svantaggio, e anche la persona con disabilità deve essere così, oppure è opzionale, o con disabilità o minorenne o con almeno 60 anni di età o in svantaggio? Deve esserci almeno un componente che si trovi in una di queste condizioni. Quindi può essere almeno 60 anni. Sarà quel componente che potrà beneficiare della cosa. Quindi se ha 62 anni ma non è in condizioni di svantaggio e non è inserito in un programma, può chiederlo? Sì, in teoria. Perfetto. In teoria, per come è scritta. Però, come stavo dicendo, le condizioni di svantaggio potrebbero essere molteplici, per cui potrebbero essere legate a persone che sono legate a servizi per la disabilità, servizi per ci sono varie opzioni. Sì, poi ci sono anche i servizi, le persone che sono tutelate in quanto vittime di violenza, oppure che sono legati a servizi per cure psichiatriche, oppure che ci sono persone che sono senza tetto e sono indigenti e sono praticamente riconosciuti tramite un apposito registro, sono senza fissa dimora e praticamente sono riconosciute dai comuni e sono già note ai servizi sociali che possono ottenere questo tipo di agevolazione. Che importo ha questo ADI? Che importo? L'ADI dipende molto, l'importo dipende molto dalla sua costituzione, per cui è erogato sulla base di 2 quote. Abbiamo un'integrazione del reddito familiare, una componente di integrazione del reddito familiare che è quella principale, e poi c'è che è la quota A, e la quota B che è un'integrazione al reddito dei nuclei familiari in affitto con contratto regolarmente registrato, per cui bisogna essere in affitto con contratto regolarmente registrato e conseguentemente viene riconosciuta anche questa quota. Per quanto riguarda la componente A, se andiamo alla slide successiva, viene specificato che praticamente l'integrazione del reddito è fino alla soglia dei 6.000 euro annui, oppure può essere innalzata a 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiori ai 67 anni, oppure di età pari o superiori ai 67 anni, e da altri familiari che hanno condizioni di disabilità grave e di non autosufficienza. Poi questa quota può essere modificata, aumentata in base a una scala di equivalenza, ovvero può essere moltiplicata fino a 2,3 volte in base al numero di componenti che risultano minori in base all'ISEE, oppure che risultano minori e che risultano over 60, oppure non autosufficienti, e tutte queste cose devono risultare dall'ISEE tutta la documentazione che deve essere prodotta corredo della domanda. Mentre per quanto riguarda se le persone che richiedono l'ADI sono anche in affitto, è prevista anche la quota di integrazione per la quota del contratto regolarmente registrato, che è la slide successiva. E quindi vediamo l'importo dell'ADI, la quota B praticamente, eccola qua. Sì, abbiamo la quota B, abbiamo un importo che può essere calcolato fino a un massimo di 3.360 euro, che sarebbe l'equivalente a un contributo di circa 280 euro mensili per quanto riguarda la copertura del pagamento del contratto di locazione. Questo in linea di massima sarebbero i valori, però come torno a dire non c'è un valore fisso, perché ogni nucleo, ogni richiedente in base alla propria condizione patrimoniale,
economica e proprio Certo. fisica anche, Può dar vita a oltre che delle di età, modifiche, sì, sì. potrebbe variare perché può essere moltiplicato. Vediamo Quello è il massimo. l'erogazione dell'ADI come viene Sì. erogata, perché Praticamente l'erogazione dell'ADI avviene tramite praticamente una carta di inclusione che viene messa a disposizione da Poste Italiane. Una volta prodotta la domanda, una volta prodotto l'ISEE, una volta prodotto tutta la documentazione, praticamente il comune verifica i requisiti del nucleo familiare o del richiedente e praticamente convoca il nucleo per una valutazione, di tutte le esigenze relative al nucleo stesso, per cui determinerà che le persone che dovranno essere convogliate verso un'attività lavorativa oppure un percorso di studio per sopperire agli obblighi del percorso scolastico, oppure se non ricorrono verranno praticamente instradate verso la tutela. E conseguentemente viene richiesta per queste persone la sottoscrizione del PAD ed è questa scelta, questa erogazione di questo contributo è condizionata alla partecipazione al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, perché se non si mantengono gli appuntamenti, non si attengono agli appuntamenti che vengono stabiliti dai servizi sociali nei vari step della durata dell'erogazione del servizio, praticamente si decade dal beneficio. Quindi vediamo cosa succede dopo la domanda, domanda, la slide successiva, tutti quei requisiti, massimo 18 mesi poi tra l'altro. Sì, infatti, il massimo è 18 mesi. Infatti, è il massimo 18 mesi, poi si può fare la sospensione di un mese, per cui il contributo verrà sospeso per un mese, successivamente ci sarà un nuovo aggiornamento per ulteriori 12 mesi. Questa è l'erogazione massima dell'ADI. Come dicevo, tutti i componenti vengono richiamati dai servizi sociali del proprio comune e fanno l'analisi delle posizioni e poi vengono installati nei vari lavori oppure vengono sottoscritte i patti di servizio personalizzato. Possono anche essere richieste che ci sia la partecipazione ai cosiddetti PUC, ovvero i progetti utili alla collettività, per i quali praticamente nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto un impegno alla partecipazione ai progetti di piena titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche o ad esse convenzionate, e che praticamente sono da svolgere in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, che possono essere svolti nei comuni stessi di residenza e compatibilmente anche con le altre attività del beneficiario, nel senso che se ci sono altre esigenze, altre cose devono essere compatibili. Lo svolgimento appunto di tali attività deve essere reso gratuito e non è assimilabile con una prestazione di lavoro praticamente subordinato, perché può essere previsto anche questo tipo di inserimento. Allora, vediamo anche un attimo la slide sui centri CAF, che siamo in chiusura, quali sono i centri, sì. Tanto mentre lei finisce i nostri telespettatori possono leggere quali sono i centri a cui rivolgersi. Naturalmente per quanto riguarda la verifica dei requisiti, naturalmente l'INPS verificherà tutti i requisiti per vedere che l'erogazione sia corretta e tutti rispettino tutti i requisiti richiesti dalla norma, per cui ci saranno i dati messi a disposizione dei comuni, sarà un incrocio di dati messi a disposizione dei comuni, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Giustizia, dal Ministero dell'Istruzione, dall'Anagrafe tributaria, dal registro automobilistico. Sono tutti dati che verranno incrociati al fine di evitare che vengano erogate poi illecitamente delle somme. Oltretutto, la cosa principale da rispettare e che mi sento anche vivamente di consigliare è quando si rilasciano i recapiti all'atto della domanda, che siano essi numeri di telefono, sì, e mail, sono essenziali per poter poi mettere in atto tutti gli appuntamenti successivi, per cui bisogna essere reperibili. Certo. I cittadini hanno l'obbligo poi, dopo la prima convocazione, ogni 90 giorni di presentarsi ai servizi sociali, ai patronati, a seconda di quello che verrà indicato, sì, dal piano, per poter rinnovare e confermare le condizioni per l'erogazione del servizio.
Per cui ci sono anche queste forme di controllo. Perfetto. C'è anche questa forma di controllo, è stata introdotta anche per il fatto che all'ADI può essere riconosciuta anche per le persone che hanno un permesso di soggiorno, di lunga, come si dice, di lunga soggiorno, perfetto. di lunga permanenza, sì. E l'assenza dal territorio nazionale non può essere superiore ai 2-4 mesi. Di conseguenza questi appuntamenti trimestrali andrebbero a verificare che la persona sia comunque presente in sede di erogazione del servizio. Allora, siamo in chiusura, battuta di chiusura? Prego. Allora, io dico sempre, innanzitutto, partiamo con l'ISEE. Non c'è fretta per avere l'ADI, perché tanto, anche se non si riesce ad avere subito, a concludere tutto l'iter entro il mese di gennaio o febbraio, non si perde nulla, si è solamente una posticipazione della rata successiva. Praticamente, comunque, tutto il beneficio, i 18 mesi verranno comunque erogati. Invece di essere riconosciuti da gennaio verranno riconosciuti da febbraio oppure da marzo, ma tutti i 18 mesi spettano comunque. Non è che ci sia un limite temporale prefissato, per cui non serve fare le corse, si può andare tranquillamente, prepararsi tutto e verificare sicuramente quelle che sono le condizioni patrimoniali e reddituali tramite l'ISEE, per cui predisporsi con tutta tranquillità la documentazione. Graziano Basso, grazie mille, è stato bravissimo nel tempo a disposizione a sintetizzare tutto. Invito i nostri telespettatori a recarsi presso le sedi del CAF CGIL Nord-Est, che abbiamo anche fatto vedere, presenti sul territorio, comunque sono ovunque in modo capillare anche nei comuni più piccoli, rispettare tutti quanti i requisiti poi per evitare ripercussioni e conseguenze e di non rispettare le normative di legge. Allora, grazie al coordinatore fiscale CAF Nord-Est, è stato qui con noi, e voi telespettatori lascio alla pubblicità. Usciamo da questo spazio, da questa rubrica in collaborazione con lo SPICIGL del Veneto, e ritorneremo in studio con altri ospiti. Grazie, a tra poco.